Era il 16 maggio 1792, quando, in Campo San Fantino a Venezia, nacque il Gran Teatro La Fenice, oggi conosciuto in tutto il mondo, che festeggia in questi giorni 228 anni. Un compleanno meraviglioso con 2 ricostruzioni, l'ultima nel 2003, dopo il drammatico incendio del 29 gennaio 1996. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Marco Corsini, che tra il 2000 e il 2003 ne guidò come assessore ai lavori pubblici una complessa ricostruzione fortemente voluta dall'allora sindaco di Venezia Paolo Costa. Aver dato il mio contributo alla ricostruzione del Teatro La Fenice rappresenta forse la soddisfazione più importante della mia carriera professionale e certamente una delle emozioni più intense avute mai. Il film della ricostruzione è una pellicola che si srotola continuamente nella mia memoria e va da quando ho visto le immagini dell'incendio al telegiornale, alle prime visite tra le macerie ancora fumanti, alle visite in cantiere tutti i giorni. Oggi Corsini è commissario alla Pedemontana voluto dal governatore Zaia e sindaco di Rio all'isola d'Elba, ma Venezia e La Fenice non si scordano mai. Ricordo il concerto di inaugurazione col maestro Muti, ricordo una settimana di feste sfarzose alle Gaggiandre, concerti, cene, è stato un periodo bellissimo. Bisogna dare il merito giustamente a Paolo Costa, che da sindaco volle prendersi la responsabilità di fare il commissario straordinario ed ebbe il coraggio di prendere quelle decisioni importanti. Una magia. Io spesso torno alla Fenice, mi fa piacere che mi riconoscano, mi fa piacere che mi accolgano bene. Quando varco quella soglia mi sembra di entrare in casa, quando si apre il sipario ho proprio la sensazione netta di essere in una cosa che appartiene alla mia vita, che mi appartiene completamente. Quindi buon compleanno Fenice.